Sono De Battisti Franco, ho 63 anni e abito a Borgo Veneto. La mia storia è la storia di uno che si è trovato viticoltore all'improvviso, in sostanza. Il mio papà era un viticoltore e aveva come sogno creare i presupposti per fare dei vigneti con la raccolta meccanica, predisposti per la raccolta meccanica. Come famiglia siamo abituati a fare sempre i piccoli passi e è stato deciso praticamente di impiantare una piccola porzione di vigneto predisposto per la raccolta meccanica, che era una novità per la nostra zona. E purtroppo quel vigneto mio papà non l'ha visto in produzione perché è mancato prima. E io praticamente mi sono dovuto inventare una cosa che praticamente era di dominio suo, era la sua passione e praticamente io non conoscevo niente di questo mondo, cosa fare, quando farlo, come farlo, eccetera. Era un mondo nuovo. Sapevo cos'era la vite, avevo vendemmiato perché a casa qua abbiamo sempre avuto i vigneti, eccetera. La vendemmia manuale con tutte le persone sul cortile, eccetera, era molto più calda della vendemmia fredda della macchina. E un aneddoto, io posso dirti che per me è stata caldissima la vendemmia manuale, perché mi ha dato l'opportunità di conoscere quella che poi diventerà mia moglie, insomma. Perché tra un filare e l'altro si faceva qualche discorso e dopo da un discorso è nato l'amore, eccetera, eccetera.